Allora Karin, partiamo dal 2-0 del primo tempo, poi ritmi blandi, un Vittorio Veneto che non concretizza davanti e subisce il pareggio. Sì, diciamo che non abbiamo giocato una bellissima partita, anche se eravamo 2-0 il primo tempo, non riuscivamo a esprimere, diciamo, il nostro gioco, cui facevamo di solito. Il secondo tempo, secondo me, abbiamo un po' calato di intensità e i reparti, diciamo, si sono anche allungati, quindi fra centrocampo, attacco e anche la difesa, e hanno fatto il 2-1, ci hanno creduto fino in fondo, sono riusciti a pareggiare. Dopo il pareggio noi abbiamo cercato di segnare e cercare di fare il massimo, ma abbiamo ottenuto solo un pareggio. Dimostra che bisogna sempre essere sul pezzo anche oggi dopo San Marino. Sì, sappiamo benissimo che ogni partita è una finale e dobbiamo giocarla sempre al 100%, anche se comunque sono squadre di medio classifica o più basso, ma però loro comunque vengono qua e cercano di dare il massimo, portando a casa anche un punto o addirittura la vittoria come il San Marino. E noi invece appena caliamo di intensità, di concentrazione, purtroppo pecchiamo e questi sono i risultati. Non si dovrà sicuramente calare l'intensità domenica prossima che si scende a San Bonifacio. Domenica prossima sarà una sfida di vertice molto importante, perché dobbiamo cercare di rimanere sempre in vetta alla classifica. Sarà una partita molto difficile sia dal punto di vista fisico che tattico. Loro segnano molto, sono una squadra che segna tanto, per cui dovremo fare molta attenzione in difesa. D'altro canto noi dobbiamo essere altrettanto concentrate e cercare di dare il massimo per portare a casa i 3 punti. Comunque un Vittorio Veneto che dimostra di poter chiudere bene le partite nel primo tempo. Oggi San Marino non è successo così, comunque per le prossime magari dovrà impegnarsi ancora di più su questo fronte. Sì, noi siamo una squadra che il primo tempo segna subito e cerca di portare a casa la partita. Nel momento in cui questi meccanismi mancano, non siamo tanto brave a trovare un'altra soluzione e dire se non va bene così dobbiamo cercare di fare qualcos'altro. Oggi infatti si è visto. E adesso sì, bisogna lavorare ancora di più in settimana, trovare delle soluzioni diverse rispetto a quelle che adottiamo di solito e cercare di fare il meglio e pensare alla partita contro il prossimo Bonifacio. 2-2 oggi, mister. Partirei subito con questa domanda: il doppio cambio in attacco, come mai ha deciso di togliere 2 punte? E innanzitutto per mettere un'altra punta e un centrocampista in più. Pensavi magari di aver chiuso così la partita? Questa è una mia impressione assolutamente, e ti rivolgo questa domanda proprio. No, assolutamente no, perché infatti poi è andato un'altra versione. No, eravamo un po' in difficoltà in mezzo al campo, ci siamo messi a 3 e ho dato un po' di riposo alla Zanoni e al Ponte. Ci sta nell'avvicinamento che ci deve essere su una squadra competitiva come può essere il Vittorio. Le cose poi ti possono andare bene, ti possono andare male, però credo che fondamentalmente non dipenda molto dai cambi. Anzi, io credo che il Pescara ha meritato il pareggio perché aveva fame, quella che noi non abbiamo avuto. Quindi ci sono quelle prestazioni alterne, vedi Castelvecchio, vedi Bologna, vedi Riccione, nelle quali noi siamo padroni del campo. Oggi, se non abbiamo la stessa cattiveria, ripeto, la stessa fame, queste sono le figure anche peggiori che potevamo fare. Infatti, oltre a questo, proprio volevo dirti anche che sì, ritmi blandissimi nel primo tempo, sì, 2-0 costruito, ma niente di più comunque. Sì, dopo se guardiamo che i gol che siamo riusciti a realizzare, insomma, sono usciti da 2 mezzi rimpalli, quindi ripeto, se noi non siamo al massimo, se non giochiamo con la nostra intensità, a prescindere dall'avversario che troveremo di fronte da adesso in poi, queste sono veramente le brutte figure che potremo fare di qua in avanti. Spero che questo serva comunque da lezione, perché quando si vince si festeggia, quando si perde è giusto spiegare. Io credo che queste ragazze qua abbiano anche le capacità per capire che se vogliono arrivare fino in fondo devono darsi una registrata. Ci sono state qualche cosa positiva sicuramente, ma ne ho viste tante, specialmente dal punto di vista mentale, negative oggi. E domenica c'è un'altra partita ed è importante ovviamente anche quella, San Bonifacio che ha vinto a Castelvecchio.
Sì, adesso noi andiamo a affrontare un bel trittico di partite, ma ripeto, sono tutte importanti. Comunque squadre che militano nell'alta classifica, quindi saranno gare combattute, mi spero, e forse proprio sono quelle gare nelle quali il Vittorio Veneto magari dà il meglio di sé. Però sappiamo benissimo, e noi dovremo impararlo dall'anno scorso, che le cose importanti non si fanno mai con le squadre che militano lì davanti. Vedi oggi poi noi dobbiamo trovare San Marino. Noi dobbiamo trovare un'identità di gioco, sicurezza e fiducia, ma questa deve essere poi spalmata su tutte e 30 le partite. Siamo con mister Di Giovanni. Allora mister, un Pescara che ci ha creduto, nel secondo tempo ha fatto un gran secondo tempo, poi ha portato a casa questo pareggio. Lei ritorna sulla panchina del Pescara dopo 3 stagioni, diciamo che a Pescara una situazione mister è un po' altalenante, 4 cambi di panchina. Beh sì, sono cose che avvengono nel calcio, per cui io a suo tempo avevo deciso di lasciare anche per impegni familiari di lavoro, e quindi sono uscito fuori di scena. Dopodiché la passione è sempre quella, e quindi c'è un richiamo molto forte per tornare in campo, quindi l'ho fatto da 2 domeniche a questa parte, e con 2 risultati importanti. Insomma, abbiamo vinto la prima partita contro il Trento Clarenzia in rimonta e abbiamo pareggiato oggi 2-2 sul campo della prima in classifica, per cui questa è una dimostrazione che la squadra ha una sorta di grinta, di determinazione, che al momento è la sua forza, nel senso che io ho cercato un po' di trasmettere una positività che finora forse è mancata anche per gli altri allenatori che mi hanno preceduto. Non so, ognuno poi gestisce il gruppo e la squadra come meglio crede, però questo insomma mi fa piacere e spero che ho contribuito anch'io con questa mia, diciamo così, esperienza nuova e vecchia di ritorno in campo, a trasmettere intanto la buona volontà di vincere, di lottare sempre in mezzo al campo, ed oggi si è visto in maniera evidente. E poi se arrivano dei risultati ben vengano, perché insomma vuol dire che sono meritati, come secondo me è stato meritato anche quello di oggi. Noi abbiamo affrontato la vostra squadra, penso, e ho avuto anche modo in passato di allenare in Serie B, in Serie A2, e posso dire dalla mia esperienza che è una squadra molto competitiva, organizzata, gioca bene, gira la palla, attua un pressing anche abbastanza soffocante, riparte, ha delle individualità forti, non indifferenti, e praticamente insomma siamo riusciti a compiere un'impresa, perché essere in svantaggio dopo 11 minuti con un gol magari dovuto anche ad una nostra distrazione difensiva per una ripartenza eccetera, e poi subito dopo prendere il secondo gol avrebbe ammazzato chiunque sul campo della capolista. Questo non è avvenuto, sono molto contento, sono contento soprattutto per le ragazze, per i sacrifici che loro compiono, e spero di essere sulla buona strada, perché io ritengo che il calcio, nonostante tutti i bei proclami e quant'altro, è competizione, quindi si gioca per vincere sportivamente, dando tutto quello che si ha nel cuore, nell'animo, nello spirito e nel corpo, sperando che ciò possa servire per poter vincere. Se si perde o se si pareggia, come nel caso vostro, bisogna accettarlo, insomma, perché il responso del campo è quello che penso sia quello più definitivo e più sicuro, non ce n'è altro, insomma. Quindi mi fa piacere constatare che questa è stata una impresa, insomma, e quindi io ringrazio le ragazze, faccio i complimenti al Permac, che avrà sicuramente la possibilità di poter lottare per le prime posizioni di questo campionato, penso che ne abbia tutti i requisiti. Noi, vista anche la situazione che si andrà a determinare l'anno prossimo con le 8 retrocessioni, le 9 retrocessioni, sì, perché vabbè, noi abbiamo 13, scusi, perché non ancora mi faccio bene i conti, non ancora rientro bene e quindi il nostro obiettivo è quello di raggiungere il 3° posto. Al momento è abbastanza lontano, non so neanche che cosa hanno fatto le altre squadre. Il San Bonifacio ha vinto col Castelvecchio 2-0, quindi la classifica vede 23, 22, 21, poi c'è il vuoto con 16 punti il Pordenone. Quindi siamo rimasti a distanza del 3° posto, a 9 punti come prima. Diciamo che io non faccio proclami, giochiamo tutte le partite con l'intensità come abbiamo fatto oggi, e poi a fine campionato conteremo la classifica.